Archiviata la partita con il Foggia, rimane ancora negli occhi dei tifosi agrigentini l'immagine non certo edificante dell'ex Matteo Di Piazza, una gioia sfrenata che ha lasciato il segno ad Agrigento, dove la sua esultanza assolutamente fuori luogo difficilmente verrà dimenticata. Intanto a preoccupare in casa Acragas sono le condizioni di alcuni importanti giocatori, alle prese con problemi che rischiano di tenerli fuori almeno per la trasferta di domenica. Tra tutti è Salvemini a preoccupare il mister in vista dell'incontro con la Fidelis Andria di domenica 5 marzo. Il 12 marzo, lo ricordiamo, l'Acragas sarà impegnata in un'altra trasferta sul campo del Taranto. Oltre a Salvemini restano in forse Pezzella e il giovane Cocis. Quest'ultimo, a differenza degli altri due, difficilmente verrà recuperato. Parlare di salvezza non è comunque una follia, anzi è un obiettivo che si potrà facilmente raggiungere se alla prova dei ragazzi in campo si aggiungerà nei prossimi incontri un po' di fortuna, sperando poi anche in una direzione delle gare senza sviste, come è successo a Catanzaro, dove quel gol andava assolutamente annullato. Fidelis Andria e Taranto si trovano nella identica situazione dell'Acragas. Si tratterà quindi di scontri diretti che l'Acragas dovrà affrontare con la solita grinta e la convinzione che non tutto è perduto, anzi rimane la parte più bella da non lasciarsi assolutamente sfuggire di mano. La partenza dei biancoazzurri alla volta di Andria è prevista per venerdì pomeriggio.